Il numero verde antisuicidi della Regione Veneto negli ultimi mesi è stato letteralmente preso d'assalto dai risparmiatori che hanno perso tutto nel crack di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Il servizio, attivo dal 2012, sta vivendo in questo periodo una nuova ondata di chiamate da parte di questa categoria di cittadini. Noi siamo sollecitati soprattutto da chi non ha avuto il coraggio né di dirlo in famiglia né tantomeno andare a cercare gli avvocati, per cui specialmente gli anziani, quelli che avevano messo via i risparmi per pensare alla fase finale della vita e si ritrovano senza un futuro sul quale avevano contato molto. Persone bisognose d'aiuto che non hanno il coraggio di chiedere per il senso di vergogna che le attanaglia. Il sentimento della vergogna è proprio quello che stiamo trovando. Allora un numero verde, un servizio in anonimato, nascosto, dove puoi telefonare anche di notte e raccontare, li aiuta poi a trovare anche una piccola soluzione almeno per guardare avanti. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 telefonando al numero 800 334 343. Sia la chiamata che i successivi interventi sono completamente gratuiti. Dal giugno 2012 il personale qualificato che lo gestisce ha ricevuto quasi 4.000 richieste d'aiuto. Oltre 500 persone sono state prese in carico con una serie di colloqui a domicilio. E se alcuni dati economici disegnano un Veneto in uscita dalla crisi, dal punto di vista di chi segue queste persone disperate la situazione non è cambiata di una virgola rispetto al 2012. L'emergenza dovuta alla crisi non è assolutamente finita. Noi ancora oggi siamo sollecitati e riceviamo richieste di aiuto da moltissime persone. Diciamo che è diminuita leggermente ma non è assolutamente cambiata, anzi la sofferenza c'è ancora tutta.